Sarà costruito a Padova Ovest il nuovo ospedale di Padova, via libera dalla Commissione Tecnica Regionale che ha bocciato la zona proposta dalla provincia brusegana a ridosso del complesso sociosanitario dei Colli e promosso la soluzione caldeggiata dal Comune e dalla Giunta Zanonato. Intanto, a 2 giorni dalla discussione del piano sociosanitario del Veneto, si sono scomodati i massimi vertici sanitari della provincia per rassicurare cittadini e operatori radunati nell'area riunioni della direzione generale. Non è a rischio di chiusura l'ospedale di Piove di Sacco. Tutti i documenti che oggi sono in discussione in Regione non prevedono la chiusura dell'ospedale di Piove di Sacco e questo è un fatto. L'ospedale di Piove di Sacco non è previsto che venga chiuso, è un ospedale per acuti, previsto anche dal piano che verrà votato giovedì, è un ospedale sul quale stiamo investendo in termini umani ma anche in termini di investimenti edilizi. A Piove di Sacco sono stati spesi 5 milioni e mezzo di euro negli scorsi anni, altri 12 milioni e mezzo verranno investiti nei prossimi, tutti autorizzati dalla Regione, hanno spiegato i 630 operatori sanitari dell'ospedale, che nel prossimo futuro dovrà fare sempre più rete con l'ospedale Sant'Antonio e l'azienda ospedaliera. Resteranno operativi il pronto soccorso, con tutti i reparti per farlo funzionare al meglio, la chirurgia, la rianimazione, la neurologia e l'ortopedia. Noi stiamo riducendo i posti letto per acuti, stiamo creando dei posti letto per la riabilitazione e soprattutto creeremo tra i 7.500 e gli 8.500 posti letto territoriali.